Buongiorno da Scardovari, siamo con Paolo Mancin, presidente del consorzio dei pescatori di Scardovari. Un anno di problema granchio blu. Come siamo messi, presidente? Un bilancio, siamo messi come un anno fa, praticamente non è cambiato assolutamente nulla. Dal 3 luglio abbiamo iniziato la guerra l'anno scorso, e la guerra sta continuando, la battaglia sta continuando, siamo messi come l'anno scorso, forse direi anche peggio perché si vedono dai dati che abbiamo, sono i quintali giornalieri di cattura del granchio sono in aumento, quindi è un bilancio terrificante. Ecco, nei giornali abbiamo letto che ci sono state delle risorse economiche. Allora, per essere chiari, una volta, non per tutte, per essere chiari, ci tengo a essere che tutti capiscano e sappiano com'è la situazione. Allora, ad oggi noi da un anno a questa parte abbiamo ricevuto solo, come consorzio parliamo, 340.000 euro dai famosi 2 milioni e 9 che erano stati stanziati a fine 2023. Degli altri 10 milioni di cui si parla tanto ancora abbiamo presentato le domande, noi anche i colleghi di Oro non è arrivato nemmeno un euro ad oggi, perché dicono che stanno implementando il fondo e vabbè, aspettiamo. E riguardo alla semina, sì, ben vengano questi 14 milioni di vongolini, però diciamo che è una goccia nel mare, noi servono miliardi di semi, però il problema è che oggi, oltre a tutto il resto, il granchio blu non permette di buttare questo seme in laguna. In laguna libera bisogna recintare e mettere giù teli, quindi ben vengano questi aiuti di semi, però ne servono ben altri numeri e serve personale, serve che i pescatori si adoperino per salvaguardare queste vongole, perché senza recinti, senza teli in laguna abbiamo visto che non è possibile fare vongole veraci. Voi avete chiesto il commissario e lo stato di calamità. Avete qualche notizia da questo punto di vista? Beh, il disegno di legge scade il 15 luglio, quindi tra qualche giorno. Noi abbiamo fatto alcune richieste al Senato direttamente in commissione l'11 giugno scorso, dove chiedevamo ancora una volta una sospensione dei pagamenti dei contributi INPS e la sospensione dei mutui. Dalle notizie che noi abbiamo non sono positive, però siamo sempre fiduciosi fino all'ultimo giorno che le nostre richieste siano accettate almeno in parte, perché altrimenti se ammortizzatori sociali non ce ne sono per le partite IVA, se non sospendi i contributi e i mutui, i pescatori non possono sopravvivere così, devono cambiare lavoro. Tanti sono disperati, non hanno bollette da pagare, hanno le rate che scadono, e se non arrivano questi piccoli aiuti che per dare un po' di ossigeno non so tanti cosa faranno. Ecco, abbiamo visto la raccolta, che sono quintali su quintali, voi partecipate come consorzio, 50 centesimi date al... Noi attualmente stiamo dando 50 centesimi, la regione aveva stanziato 200.000 euro il mese scorso, e quei 200.000 euro lì li abbiamo finiti in 2 settimane, tra noi il mercato di Pida e il mercato di Ridania a Donata, e che riuscivamo a dare un euro per far prendere qualcosa di più ai pescatori, ma purtroppo con i nostri fondi che abbiamo non possiamo permetterci di spendere più di 50 centesimi per la cattura, che dopo dobbiamo aggiungere anche i 20 centesimi per la ditta autorizzata che fa lo smaltimento e fa la raccolta. Mentre la vendita che abbiamo visto nel mercato, che riuscite una parte a commercializzarla, questo quanto viene pagato? Il consorzio attualmente riesce a vendere mediamente 30-40 quintali al giorno di prodotto e viene pagato tra i 90 o 1,20 euro e 1,30 euro, dipende dalla pezzatura del granchio. Un anno di granchio blu, come è crollato il mercato come fatturato per il consorzio? Beh, penso per il consorzio stiamo facendo i primi conti del semestre, penso che sia crollato del 90%.